Al termine di una seduta a Fiume a Palazzo dei Normanni, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge che stabilizza circa 800 precari della regione e apre alla possibilità di indire nuovi concorsi pubblici. A trovare la stabilizzazione sotto l'albero di Natale saranno circa 400 catalogatori, quasi 300 dipendenti della protezione civile e un centinaio di lavoratori dei beni culturali. Varata anche la norma che consente la proroga annuale di altri 740 precari. Questi verranno accompagnati gradualmente nella pianta organica della Regione attraverso nuovi concorsi che dovranno prevedere una riserva di posti del 40% per chi ha già lavorato nella pubblica amministrazione. Per far fronte alla stabilizzazione immediata è stata trovata una copertura finanziaria di 100 milioni, mentre per la proroga saranno necessari 31 milioni di euro. Il provvedimento ha ricevuto l'ok da Sala d'Ercole all'unanimità con 57 voti favorevoli, ma è stata necessaria oltre un'ora di pausa per convincere l'opposizione a rinunciare all'ostruzionismo parlamentare che si è prospettato quando in aula è arrivato un testo blindato e spoglio degli emendamenti proposti da PDL e Grande Sud. Approvati anche due ordini del giorno. Il primo, firmato da Salvino Caputo, impegna il governo regionale a emanare entro 90 giorni un DDL che prevede il passaggio del personale della Fiera del Mediterraneo presso la Resais o altro utente individuato dal governo. Il secondo porta la firma dello stesso Caputo, oltre che di Pogliese, Buzzanca, Falcone e Vinciullo, e impegna il governo ad avviare la procedura di stabilizzazione di 91 lavoratori provenienti dal bacino ex Spo. Il DDL sull'esercizio provvisorio è stato invece rinviato alla prossima seduta di Sala d'Ercole, fissata per mercoledì.